tutti. Io sarò in egual misura veloce. Desidero innanzitutto ringraziare chi poi le realizzerà le opere, no? Perché poi sono le maestranze il nostro punto di riferimento, che di solito alle inaugurazioni sono sempre nelle retrovie, ma poi saranno coloro che si spaccano la schiena per realizzare le opere pubbliche. E dall'altro, lo avete capito più di me, questa opera è l'esito di un lavoro di squadra, perché da destra e a sinistra si è lavorato per quest'opera, e quest'opera rappresenta oggi il baluardo di quello che significa fare squadra in Veneto. Le riflessioni da farsi sono queste. La prima, la nostra estrema attenzione per questa provincia, per la provincia di Belluno. Abbiamo ben chiare le istanze che arrivano da questo territorio, io in particolar modo in quanto vivo a 2 passi da qui, quindi venire da queste parti per noi è una passeggiata, e quindi intendiamo introdurre nello statuto della regione la specificità per questa provincia e tutto quello che sono le istanze di questo territorio. Non ultimo però ragionare in un momento come questo, nel quale si parla di federalismo demaniale, nel quale qualcuno magari tenta anche di inserirsi con le solite sterili polemiche, dicendo che magari si venderanno le Dolomiti e le Tofane le vendremo a qualche russo che vuole avere le Tofane come proprietà. Ecco, diciamo che queste sono baggianate. Rassicuriamo i veneti circa il fatto che le spiagge resteranno dei veneti, le montagne resteranno dei veneti, i laghi resteranno dei veneti, i fiumi resteranno dei veneti. Vedremo qualche caserma dismessa, penso che nessuno di voi abbia qualche contrarietà, piuttosto che ce la vadano a occupare magari i clandestini o qualcuno che va a farci l'occupazione, è meglio che noi la vendiamo e facciamo in modo che i comuni introitino risorse. Però quando si parla di strade non possiamo non dimenticare che abbiamo un ospite non molto gradito in questa regione, che è l'ANAS. È giunta l'ora che con il federalismo demaniale l'ANAS si faccia da parte. Lo dico, ne parliamo spesso con l'assessore Chisso, lo dico perché noi siamo fortemente convinti che la qualità con la quale è stata gestita la viabilità in tutti questi anni, con la quale la gestiremo nei prossimi anni, ci permetta di candidarsi a pieno titolo ad essere autonomi. E l'autonomia inizia dalle strade. Altro aspetto, in maniera molto didascalica, voglio anche ricordarvi, prima un giornalista chiedeva del prolungamento verso nord della 27. Io continuo a chiamarla Venezia-Monaco. Vi ricordo che da Belluno a Monaco ci sono 213 km di distanza su questo tracciato. Ho in animo di incontrare il governatore di Unwalder, con il quale ho già parlato, e comunque anche i governatori dell'Austria, per poter capire fino a che punto possiamo spingere, ma è altrettanto vero che la nostra ambizione di Mitteleuropa, di connettività, di messa in rete dei nostri territori deve primeggiare su tutto. Chiediamo un sacrificio alle realtà noi contermini, però noi dobbiamo completare questa autostrada, noi dobbiamo completare la Venezia-Monaco. Infine un pensiero. I giornalisti si sono dimenticati di chiedere, ma ve lo dico, per questo vi dico aspettate sempre alla fine delle inaugurazioni. Noi dobbiamo ancora ottemperare un impegno che ci siamo presi con le famiglie dei piloti che sono morti con la caduta dell'elicottero 218. Ho una lettera pronta che firmerò oggi per sollecitare, voglio ancora essere buono, per sollecitare l'assicurazione a pagare. Ma sappia l'assicurazione che se non pagherà si troverà una regione intera contro. Grazie. Momento della benedizione, invito Monsignor Ronaldo Somacalla per questo momento. Facciamo pure intervenire anche l'invisibile, e l'invisibile è sempre una grande parte delle nostre vite, è la presenza della provvidenza. Noi la chiamiamo Dio, possiamo chiamarla in qualsiasi altro modo. In questo momento attraverso di me è presente anche il Vescovo e tutta la Chiesa locale. Facciamo questa preghiera. Signore Gesù, Verbo fatto uomo, che hai posto la tua dimora in mezzo a noi, fa che, sostenuti dalla tua continua presenza, camminiamo nelle vie del tuo amore. Gesù,
che andando di città in città predicavi il Vangelo e guarivi gli infermi, passa ancora per le nostre strade e confortaci con la tua misericordia. Gesù, che sei apparso ai discepoli sul lago di Gennesaret e li hai salvati dal naufragio, vieni ancora accanto a noi in mezzo alle tempeste del mondo. Gesù, che salendo al Padre sei aperto la via del cielo, veglia su noi pellegrini sulla terra, perché possiamo raggiungere la patria eterna. Signore Gesù, che ci hai affidati come figli a Maria tua madre, per sua intercessione donaci un cammino tranquillo e fa che siamo eternamente felici nella visione del tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Amen.